Vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Il Circolo Veneto. L'obiettivo della nostra associazione è quello di creare consapevolezza civica, incoraggiando la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. E questo scopo lo persegue l'associazione attraverso numerosi progetti. Uno di questi progetti in particolare è quello Venezie, denominato Venezie, che ormai conoscete perché siamo arrivati al quarto incontro della terza edizione. Perché la conoscenza del passato di questo territorio è importante ed è uno strumento di vitale importanza proprio per comprendere il presente e per progettare il futuro. Il progetto Venezie quindi offre una panoramica sul nostro territorio, guardando all'arte, guardando alla storia, all'architettura, alle tradizioni. E nell'ambito di questo progetto si inserisce l'incontro di oggi, che promette di essere davvero interessante. E la partecipazione numerosa lo conferma. L'incontro di oggi è diretto a darci uno sguardo sulla evoluzione storica e morfologica della gronda lagunare, da San Giuliano a Marghera. Io adesso lascerò la parola al professor Manno, che è storico dell'arte, ideatore e curatore del progetto Venezie, e che introdurrà l'intervento di Vittorio Resto, uno studioso davvero appassionato del nostro territorio. Ecco, io vi do solo 2 comunicazioni di servizio. Innanzitutto vi chiedo di annotarvi sin d'ora i prossimi appuntamenti del progetto Venezie, che dopo la pausa estiva riprenderà. Il 2 ottobre avremo Massimo Orlandini qui che ci parlerà di Porto Marghera, e il 6 novembre avremo Federico Moro. Un'altra comunicazione, come al solito, fuori in corridoio sul tavolo ho lasciato i foglietti in cui chi vuole può annotare nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail per ricevere comunicazioni relative alle nostre prossime iniziative. Ecco, non vi rubo altro spazio, buon ascolto e lascio la parola al professor Manno. Grazie Silvia, e soprattutto anche perché hai già anticipato alcune osservazioni alle quali io tengo molto per presentare sia il progetto Venezia che anche per presentare Vittorio Resto, che è appunto il compito che ho questa sera. Io definirei Vittorio, e spero che non ne abbia, insomma, come custode della memoria. Però vorrei spiegare che cosa intendo per custode della memoria, e qui proprio appunto alcune affermazioni fatte dalla Silvia mi vengono in aiuto. Perché per noi, per me, insomma, la memoria è soprattutto consapevolezza. E Vittorio è un profondo conoscitore della laguna di Venezia, ma non solo della laguna, ma anche, diciamo, di quella fascia della terraferma veneziana che sulla laguna si affaccia. E come lui stesso ricorda nelle brevi righe che ci ha trasmesso appunto per individuare il suo curriculum, nel 1987 questa fascia è stata riconosciuta assieme alla laguna come, diciamo, un sito UNESCO. Ecco, quindi parlare di queste aree significa anche non solo ricordare, ma significa anche essere consapevoli del valore attuale, del presente e per il futuro che queste aree hanno, e in particolare l'area di cui parleremo oggi. Ma fra un po' verrò a spiegare come mai ci siamo concentrati proprio su un'area abbastanza ristretta, insomma, perché diciamo tra San Giuliano e il Forte di Marghera, ma poi cercherò di spiegarlo. Ecco, ho detto custode della memoria. Custode della memoria significa anche per me memoria, e anche un'altra delle qualità che riconosco a Vittorio. Memoria significa condivisione. E Vittorio è tra gli appassionati di storia della laguna e di Mestre uno di quelli che si è distinto maggiormente per aver condiviso i suoi studi, le sue ricerche, le sue ipotesi, le sue conclusioni. Sicuramente molti di voi conosceranno Vittorio per le iniziative che lui ha tenuto per ricordare l'opera di Tito Ernesto Canal,
Ma Vittorio non si occupa solamente di questo, perché lui da molti anni, prima mi diceva addirittura dal 1999, non pensavo che fosse da così tanto, da molti anni gestisce delle comunicazioni sul web, via internet, e uno dei siti che appunto che lo vede, che è gestito da lui stesso, che lo vede molto attivo, è quello che si chiama restovenezia.it, che se non avete mai aperto, non avete mai consultato, vi invito a farlo, perché è uno dei siti più ricchi di notizie sulla Laguna di Venezia. Non solo perché Vittorio è un velista, e quindi potrete trovare in questo sito tante notizie sulle associazioni di Punta San Giuliano e così via, delle sue passioni, ma perché in quel sito, guardandolo attentamente, voi scoprirete una documentazione storica straordinaria, che è il frutto dell'attività appunto che questi circoli hanno fatto, e soprattutto il circolo velico, come mi spiegava, di conoscenza e di messa in condivisione della cartografia storica sulla Laguna di Venezia. Ma non è semplicemente la riproduzione fotografica, è anche la restituzione dei toponimi, la traduzione di toponimi antichi in recenti, l'indicazione, l'individuazione di luoghi scomparsi dove si trovavano e così via. Quindi un lavoro di indagine, di ricerca che non posso certamente spiegarvi in due parole, e che pertanto vi invito a guardare con calma a casa. Appunto il sito è restovenezia.it, guardatelo e rimarrete sbalorditi dalla sua ricchezza. Ma Vittorio è anche attivo su Facebook, quindi se voi entrerete in Facebook e digitate il suo nome potete trovare anche lì tanti altri contributi che Vittorio ha dato in questi anni. Memoria, se Vittorio è proprio custode, come ritengo, significa anche passione. Vittorio Resto è appassionato, è un desideroso di conoscere il suo territorio, potrei dire da sempre, perché in una conversazione che abbiamo avuto mesi fa mi diceva che insomma ha cominciato da piccolo, questa sua curiosità, che poi significa anche ricerca, ma anche poi conoscenza, approfondimento, è cominciata proprio da quando aveva pochissimi anni, che poi naturalmente è evoluta, si è modificata e si è arricchita di tanti strumenti. E dunque, quando mi sono trovato nell'ambito del progetto Venezia a cercare di dare una nuova prospettiva alla storia di Mestre, una delle affermazioni che ho avuto modo di fare anche nelle scorse conferenze, nelle scorse presentazioni, è che occorre rivedere la storia di Mestre, sulla quale hanno lavorato decine di studiosi e di appassionati, da un punto di vista diverso, cioè di guardare a Mestre come la porta da terra di Venezia. Venezia ha due porte, come i palazzi veneziani. Ha una porta da mar, che è stato l'ingresso del porto di Lido, dal quale sono transitate tutte le navi che hanno fatto la storia dei commerci e delle imprese militari di Venezia. Ma poi ha una porta da terra, che è appunto Mestre, che viene aperta, inaugurata nel momento della conquista stessa di Mestre, 1337 e seguenti. Queste due porte poi sono riprese simbolicamente da Venezia, perché la porta da mar simbolica dei veneziani sono le due colonne in piazzetta San Marco, ma c'è la porta da terra che è l'ingresso dalla torre dell'orologio. La porta da mar è quella che parla della Venezia proiettata verso l'Oriente, ma la porta da terra, in questo caso Mestre, è quella che parla dei commerci verso il continente, verso la terraferma e soprattutto verso l'Europa. I veneziani, come molti di voi sanno, quando hanno conquistato Mestre, una delle prime iniziative urbanistiche che hanno intrapreso è stata quella di costruire il Canal Salso, che è quello che ha aperto una via straordinaria ai traffici acquei della laguna per consentire di portare le merci fino a quella che era Piazza Barche.
e il punto in cui si innesta lo scavo del Canal Salso, o anche Cava Gradeniga, unitamente di fianco all'antico borgo di Marghera, si chiamava Margera, ma insomma lo chiamiamo Marghera, ricordando di non confonderlo con la Marghera attuale. Per intenderci, l'antico borgo sorgeva dove adesso si trova il Forte Marghera, e l'unica vestigia che troviamo di quell'antico borgo è quel ponte a 3 archi che trovate, sul quale è stata costruita, adesso attualmente c'è una bellissima biblioteca. Ecco, questi 2 siti, Marghera e il Canal Salso, paralleli, sono il cuore di questa porta da terra, sono la zona più delicata, più sulla quale Venezia pone le sue attenzioni, non solo per i lavori pubblici, ma anche per i commerci. Ecco, io partendo da questa visione, da questo inquadramento, mi sono arrischiato a chiedere a Vittorio di fare altrettanto e di cercare di spiegarci bene che cosa è successo in quest'area, non certamente solamente in un periodo ristretto, ma poi questo lo deciderà lui. E per questo lo devo veramente ringraziare, perché di solito quando invito qualcuno a parlare, per me è un onore sentire quello che conoscono, e per me oggi è un onore non solo sentire quello che conosce Vittorio, ma anche, veramente, di questo lo ringrazio tantissimo, è un onore che lui si sia prestato addirittura un po' a approfondire un tema che non necessariamente era tenuto a esporci. Quindi grazie Vittorio e grazie per quello che fai. Pronto? Ok. Allora, grazie davvero al Circolo Veneto, a Silvia Polese e a Antonio Manno per quella che considero una preziosa opportunità per condividere delle conoscenze in grado di far apprezzare molto di più il territorio, un territorio che apparentemente è abbastanza, potrebbe essere insignificante. Ecco, questa occasione, anche per la vostra importante e numerosa presenza, diciamo che è un forte stimolo proprio per approfondire degli aspetti che altrimenti non conosceresti mai. Io partirei subito perché c'è una quantità di materiale, soprattutto grafico, da mostrare. Allora, partiamo subito con una veduta su San Giuliano, che oggi, dopo la tangenziale di Mestre, forse è l'area di maggior passaggio del Comune di Venezia. Ci sono migliaia di decine di transiti quotidiani, non solo in auto, ma anche in treno, in barca e persino in aereo. Qui vediamo alcuni riferimenti giusto per raccapezzarci un attimino, per cui il Parco di San Giuliano, il Palio Alveo del Marzenego, l'antico borgo di Marghera e l'area cosiddetta dei Pili. Ecco, questa qui è soprattutto anche però l'unica area urbana che consente ai cittadini il contatto visuale e fisico con la laguna. E qui in sala, piccola parentesi, abbiamo l'onore di avere anche il signor Cesare Folin, che di questa cosa ha concretizzato quello che ora è il polo nautico, chiamiamolo così. Ecco, una prima particolarità che pochi probabilmente conoscono: l'isola delle statue è il luogo dove è stato fatto il rinvenimento nel 2009 di grattoi, bulini di selce, degli oggetti di selce, classificati come i reperti più antichi ritrovati sin qui in tutta la laguna. E l'area, prendiamo il laser, è proprio questa qui. Questa è l'isola delle statue. Torniamo un pochino indietro per capire anche quando parliamo di laguna di cosa esattamente parliamo.
Allora, nell'immaginario collettivo oggi il San Giuliano è conosciuta come il grande parco da dove si vede la laguna, ecco, non tanto di più. E in effetti è l'unico affaccio pubblico appositamente progettato, non è cosa da poco, sulla laguna di Venezia, che a sua volta è solo un segmento di un'originaria grande laguna lunga 130 km, da Grado fino alle foci del Po. Da questo territorio di San Giuliano, dal nostro territorio di San Giuliano, è ancora possibile l'osservazione del medesimo habitat naturale, cioè paludi, ghebi, velme, barene, da cui ebbe origine uno straordinario popolo che proprio grazie a questo particolare habitat poté prosperare e rimanere indipendente per 1500 anni. Allora, la formazione della Grande Laguna iniziò 6.000 anni fa, cioè nel 4000 a.C., che non è anche storicamente un periodo così remoto. Ecco, i fiumi andavano depositando i sedimenti al largo delle foci e la corrente costiera, in verso antiorario, qui rappresentata dalla freccia, accumulava questi sedimenti in lunghi scanni paralleli alla linea di costa. In seguito a una successiva regressione marina, cioè l'acqua che si è abbassata per la temperatura che si è abbassata in quel periodo, gli scanni emersero e cominciarono a ospitare la prima vegetazione, diventarono veri e propri cordoni litoranei che andarono a racchiudere una grande, lunga laguna costiera. In epoca imperiale romana, all'interno di questa laguna costiera risultavano vari insediamenti abitativi e produttivi, di cui oggi abbiamo numerosi riscontri archeologici, dalla villa del Multiron a Lio Piccolo. C'era in questa grande laguna una via endolagunare che era navigabile, prerogativa rara all'epoca, per tutto l'arco dell'anno, da Ravenna ad Aquileia. Ed era connessa con una rete stradale romana che nel Veneto aveva un rilievo veramente importante e che andava dall'Annia, qui vedete le varie etichette, dall'Annia alla Claudia Augusta, alla Postumia, eccetera. Ad Nonum era una mutatio. Mutatio sarebbe una stazione di posta lungo la via consolare. Ecco, e questa Ad Nonum era appunto a 9 miglia romane da Altino, diciamo che si trovava proprio nell'area di San Giuliano, era la San Giuliano dell'epoca. Con l'arrivo in terraferma delle prime popolazioni barbariche è un certo Cassiodoro, che avrete sicuramente già sentito, un funzionario ostrogoto, della popolazione ostrogota, che nel 537 racconta che c'è un popolo già formato e di grande efficienza sociale e marittima e viveva in questa grande laguna. Nessuno ne aveva mai parlato prima. Ebbene, questo popolo, 140 anni dopo, nel 697, elegge Eraclia, l'attuale città nuova, che pochi conoscono, magari è in aperta campagna ora, mentre all'epoca era proprio sul bordo lagunare, eleggono Eraclia come prima capitale del Dogado venetico, perché già si parla di Dogado venetico nel 697. E nel 742 il ruolo di capitale viene assunto da Metamauco e dopo, dall'810, è Rivoalto che diventa la capitale definitiva del Dogado venetico. Gli approdi in terraferma più vicini a Rivoalto si trovavano proprio poco oltre le barene dell'isola di San Giuliano. Siamo già a San Giuliano. Ecco, va detto che sin dall'origine questa lunga laguna ha subito continue trasformazioni, dal bradisismo, cioè l'abbassamento del suolo, all'eustatismo, la variazione del livello marino, dalle grandi diversioni dei fiumi. I primi a fare la diversione del fiume sono stati i padovani nel 1140, fino alle bonifiche
dell'Ottocento e del Novecento. Però le maggiori trasformazioni sono causate dai sedimenti trasportati dai molti fiumi e sono materiali che andranno a frammentare l'originaria laguna. Qui vediamo come si è trasformata la laguna fra Isonzo e Tagliamento. È quasi sparita la laguna fra Tagliamento e Livenza. Completamente sparita la laguna fra Livenza e Piave. Per quanto riguarda la laguna di Venezia, nel 1500, all'apice della sua espansione in terraferma, è arrivata quasi alle porte di Milano. Nel 1500 c'era talmente la consapevolezza dell'importanza di questa laguna per Venezia, per la difesa fisica di Venezia, che viene scolpito su marmo nero il cosiddetto Editto di Ignazio, che declama: Venezia è protetta da acque in luogo di mura, e chi oserà recare danno sia condannato per aver violato le sante mura della patria. Dal 1324 la difesa delle sacre mura può essere considerata l'investimento più ingente per la difesa della Serenissima, non armamenti, ma armare la difesa della laguna. Caduta Venezia nel 1797, la laguna ha perso il ruolo di sacre mura ed è diventata il territorio sacrificabile al progresso della cosiddetta modernità. Però, vabbè, è un dato di fatto, insomma. E fino al 1966, quando l'Acqua Granda fece temere la distruzione fisica, perché siamo arrivati veramente a un passo della distruzione fisica di Venezia, la legge speciale poi successiva del 1973 consentì nuovi passi di tutela, in particolare negli anni '80. Nell'85, sulla laguna di Venezia, viene posto per decreto ministeriale un vincolo paesaggistico considerato l'eccezionale complesso paesistico e ambientale, dove si compenetrano, recita questo decreto, valori naturalistici, ecologici, con ricche presenze archeologiche e storiche. Nell'86 la Regione Veneto redige il PALAV, indicando per il sistema via Torino-Forte Marghera-San Giuliano che lì vadano svolte solo attività ad elevata valenza territoriale, con esclusione, tanto per chiarire, delle attività economiche produttive. Il PALAV sarà definitivamente approvato nel 95. E nell'87 Venezia e la sua laguna viene iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è un sito di altissima valenza, fra i più preziosi del pianeta. Se noi andiamo a fare uno zoom sulla parte di sito UNESCO che riguarda San Giuliano, vediamo che il sito UNESCO è andato volutamente a comprendere il Forte Marghera, il Paleo Alveo del Marzenego, che anch'esso è zona UNESCO, è quello che si avvicina di più a Piazza Ferretto, e il tracciato dell'antica Annia. Adesso andiamo un po' proprio a vedere cosa è successo, in particolare con le diversioni dei fiumi, perché sono opere che è difficile seguire in maniera abbastanza completa e soddisfacente. Ecco, allora, questa è una ricostruzione schematica del territorio, ok, prima del 1324. Fa riferimento a delle fonti veramente autorevoli. E qui, per contestualizzare dove siamo, si vede il Parco di San Giuliano. Questo è il Parco di San Giuliano, fatto finito, così come possiamo vederlo ora. Di fronte c'è l'isola di San Giuliano. Ecco, perché era importante questo luogo? L'abbiamo detto prima, era fondamentale, l'ha detto anche Antonio Manno, come via di comunicazione fra Rivo Alto all'inizio, Venezia poi. Era il più vicino, per cui si arrivava dal canale di San Secondo all'isola di San Giuliano, dopodiché si poteva andare al porto di Caverniago, citato fin dal IX secolo d.C., per cui
veramente una cosa di tantissimi anni fa, e altrimenti c'era la possibilità di risalire il Marzenego e arrivare fino a Mestre, in luoghi, approdi più che porti, citati ugualmente dal IX, X e secoli successivi. L'idrografia cos'era fino al 1324? 1324 che è una data fondamentale perché c'è la prima diversione operata dai veneziani. Allora, vediamo che c'era il Musone. Il Musone era un fiume assolutamente temibile, per portata notevolissima, anche a regime torrentizio. Dopodiché abbiamo il Marzenego, che apparentemente così di poca importanza, invece dopo si è rivelato abbastanza importante anche questo, e il Musonel, di cui adesso non abbiamo praticamente traccia, anche se il Musonel, ma questo sarebbe un discorso che complica troppo la presentazione, e sarebbe né più nemmeno che il famoso Rio Cimetto. All'epoca però, nel 1324, i veneziani non potevano fare quello che volevano nella terraferma, perché c'era il territorio trevigiano, che all'epoca anche era abbastanza preso da delle lotte di conquista da parte dei friulani, eccetera, e dal territorio di Padova, che invece godevano di buona salute in tutti i sensi. Allora cosa fanno i veneziani? Dove sono militarmente coperti, chiamiamolo così, effettuano questa prima diversione, per cui deviano il corso delle acque del Muson su quello che è l'attuale Brentella, sostanzialmente, e solo dopo pochi anni, nel 1337, come diceva anche Antonio Manno, la Serenissima si impadronisce di Mestre, del Castelvecchio di Mestre, proprio quello qui a 200 metri, dove c'è l'ex Umberto I. E ha inizio da di qui lo stato da terra, il proprio stato da terra, con il controllo della terraferma e soprattutto anche il controllo dei corsi acquei. Un intervento di cui non c'è una traccia precisa storica è anche quello della diversione del Musonel nel Marzenego, per cui l'attuale ponte di Via Colombo, da cui vediamo il bivio, no? E chiamiamo il ramo delle beccherie e il ramo delle muneghe, in effetti quello lì è la diversione operata diciamo in quegli anni là, nel XV secolo, dal Musonel per portarlo al Marzenego e lasciare morto il ramo finale del Musonel, perché qui viene la prima grande opera veneziana, che è l'apertura della cava Gradeniga. Nel 1361 viene accolto perfino il re di Cipro, all'epoca in pompa magna, e sulla cava Gradeniga, dal nome del doge, viene celebrato questo grande avvenimento, appunto una grande festa. La cava Gradeniga è veramente un grande accesso molto addentro alla terraferma. Di conseguenza viene abbandonato il ramo di Cavagnago. Del ramo di Cavagnago non si saprà più nulla, non ci sarà più nessuna traccia e nessuna indagine geologica è stata più fatta, per cui non sappiamo esattamente dove sia. 1400 il Marzenego si scopre che continua a impaludare la zona davanti a San Giuliano e la zona arriva fino a Venezia, fino a Cannareggio. Per cui viene decisione nel 1954 il prolungamento della Brentella per raccogliere anche il Marzenego. E la diversione viene effettuata proprio in quegli anni. Però, c'è un però, perché bisogna chiudere, chiaramente, se noi non vogliamo più i sedimenti del Marzenego che arrivino a San Giuliano, dobbiamo chiudere veramente in modo che le acque del Marzenego vadano solo nel Brentella. Allora c'è una chiusura a questo livello qui del vecchio ramo, che sociava in questo punto, e dopodiché c'è soprattutto l'intestadura del canale di Marghera e l'allestimento di un carro, un macchinario, per comunque riuscire a portare qualche barchetta
sul Canal de Mestre. Ok? Ecco, vediamo, prima di andare a vedere l'Osellino, perché fra un po' fanno l'Osellino, com'era questa Gronda, perché l'Osellino poi ha completamente cambiato le carte in tavola. E tutta la cartografia che noi abbiamo è posteriore al 500, perché prima semplicemente non si faceva la cartografia. Ecco, guardiamo questa zona qui, inquadriamo quest'area e vediamo questa bellissima mappa che ha rispolverato Lionello Pellicer negli ultimi suoi bellissimi lavori. E questa mappa, che è veramente uno spettacolo anche dal punto di vista grafico, se vogliamo, ci illustra appunto il territorio prima dell'Osellino. Vediamo la chiesa di San Pietro al Terzo, dove ora c'è praticamente l'Ania Park Hotel di fronte alla rotondona per andare all'aeroporto di Tessera. Poi vediamo che c'è anche la stradella, la via Ania, era ancora ben visibile e praticabile, però soprattutto vediamo quelli che erano una serie di canali che si inoltravano, che si addentravano in terraferma. E ogni canale navigabile, perché appena il canale lo consentiva diventava navigabile, su ognuno di questi canali c'era una palada dove si pagava il dazio. Ecco, qui vediamo in particolare la palada più grossa, la palada di Tessera, che era sul canale, se noi andiamo a Tessera adesso, lungo il canale Bazzera, a un certo punto vediamo da dove vengono fuori i taxi ed è esattamente lì che era collocata questa palada di Tessera. Riscuotevano dazi. Ecco, qui il dazio era da Venezia a Venezia, però questi dazi venivano pagati, per esempio, quando dovevano compiersi dei particolari lavori di restauro, bisognava rifare il ponte, bisognava scavare il canale, bisognava garantire la navigabilità. Ecco che questi dazi andavano anche a finanziare queste opere così semplicemente. La più celebre e più antica rappresentazione di San Giuliano la dobbiamo addirittura niente proprio di meno che a Jacopo de Barbari nella sua impagabile veduta prospettica del 1500 esatto. Se questa è la veduta prospettica, questo quadratino giallo riquadrato è quello che abbiamo sviluppato. Abbiamo anche colorato per poter distinguere un pochino meglio le cose. E comunque diciamo che vediamo il Marzeneo che passava davanti alla torre di Marghera e attraverso il canale di Marghera arrivava fino a San Giuliano. L'isola di San Giuliano era lunga, davvero lunga, e alla fine, dalla parte opposta, aveva la cosiddetta palada del Tombello, perché il gebo del Tombello portava a un convento certosino che era stato diciamo reso attivato nel 1435 e faceva da contraltare un po' al monastero che c'era, al piccolo monastero che c'era sull'isola di San Giuliano. 20 anni dopo il canale Osellino è già tracciato e praticato. Questa mappa ci mostra la stessa situazione con la torre di San Giuliano, la chiesa di San Giuliano e una cabana, altri edifici. Sull'isola non c'è più, è già sparita quella che era la palada per il dazio. Perché? Perché l'Osellino chiaramente ha troncato di netto tutte le comunicazioni con il Tombello. Non era più molto pratico quel tipo di navigazione. Ecco, andiamo adesso a vedere la diversione del Marzenego su Brentella e Osellino. Allora abbiamo detto che finalmente viene scavato l'Osellino, però ecco, nel 1505 per esempio abbiamo fonti che ci dicono che a Borgo Marghera è stato fatto un ponte di legno. Siamo nel 1505. Perché? Perché non c'è più la possibilità di proseguire per la Cava Gradeniga. Chi arriva in barca da Venezia
alla fine tutti quanti, specie i navigli più grossi, si fermano qui, prima dell'intestadura del carro. E qui nascono a Borgo Marghera le osterie, le stalle, i calessi, i cavalli, perché tutti quanta la gente, anche le merci, sbarcano qui e dopo proseguono con altri mezzi verso Mestre. Allora abbiamo visto il 1505 la costruzione del ponte, nel 507 c'è lo scavo dell'Osellino, eccolo qui finalmente l'acqua che scorre sull'Osellino, l'acqua del Marzeneo che scorre sull'Osellino. Dopodiché c'è un periodo, c'è la grossa crisi di Venezia perché si forma Venezia è talmente potente, è arrivata fino alle porte di Milano e una serie di nazioni decidono di dare uno stop, si forma la Lega di Cambrai. Dopo la Lega di Cambrai, per abilità della diplomazia veneziana, viene superata, però alla fin fine diciamo ecco, che a Marghera e a Mestre arrivano i lanzichenecchi del Sacro Romano Impero, appoggiati dagli spagnoli, e Venezia se la vede veramente brutta. Vengono bloccati letteralmente solo dalle sacre mura della laguna. Però nel frattempo qualche guaio lo fanno, nel senso che lasciano in piedi solo praticamente le chiese grazie alla sensibilità religiosa della Spagna. Ecco, allora, finito questa fase acuta critica, c'è la riattivazione del ramo del Marzenego con immissione solamente nel Marzenego. Il Brentella non vedrà più le acque del Marzenego. Ecco, andiamo adesso a vedere cosa ci racconta Cristoforo Sabadino, che è l'idraulico che politicamente ha deciso il destino di Venezia ed è il sostenitore strenuo della difesa delle sacre mura lagunari. Ecco, in una delle sue tante mappe a cura sua che ci ha lasciato, dove c'è un grandissimo territorio che viene rappresentato, noi entriamo su un particolare piccolissimo e vediamo la rappresentazione del Musonel, che abbiamo detto prima, del Muson, all'epoca ancora un fiume importantissimo e temibilissimo, e del Marzenego. Qui notiamo come Sabadino ci dica che dal punto fra Chiesa San Lorenzo e l'attuale M9 il Musonel sia stato deviato nel Marzenego. Ce lo dice Cristoforo Sabadino. E ci dice Cristoforo Sabadino anche del particolare del canale di comunicazione fatto in quegli anni fra praticamente l'attuale via Brentavecchia e il Muson, un canale che adesso noi possiamo individuare esattamente in via Cappuccina e nella sua prosecuzione di via Fratelli Bandiera fino alla Rana. Se scendiamo, il Sabadino ci dice come la cava Gradeniga non la filasse più nessuno, non ha nessuna più particolare evidenza. Mentre arriviamo a San Giuliano e Sabadino ci mostra la chiesa e il borgo del borgo di Marghera, ci mostra il ponte che è ancora di legno, ci mostra il carro, quello che interrompeva il canal Salso rispetto al canale di Marghera, ci mostra una serie di stalle, le rovine della torre di Marghera causate dai lanzichenecchi, la chiesetta dell'Anconetta e a San Giuliano la torre e il monastero sull'isola di San Giuliano. Questa stessa rappresentazione ci viene mostrata molto più dettagliatamente, in maniera grafica, anche questa veramente superba, in questa mappa del Magistrato alle Acque, della fine del XVI secolo, fine del Cinquecento, dove vediamo ugualmente il ponte. Ecco, il ponte evidentemente lì è già il ponte a tre archi che abbiamo adesso a Borgo Marghera, lo stesso identico.
Dopodiché abbiamo le stalle e le osterie che sono aumentate in misura veramente notevole. Ci mostra anche il traffico che c'era, che si arrestava proprio fino a prima del carro, fino a prima dell'intestatura, perché c'è un traffico ben vivace di barche e barchette, barche anche di una certa stazza. E dopo ci mostra le rovine della torre di Marghera. E finalmente il carro che siamo in grado addirittura di ingrandire e di dettagliare abbastanza bene. Vediamo però, dal punto di vista pratico, cercando di vedere proprio la situazione di oggi, quella che ci è possibile grazie ai vari Google Earth, eccetera. Ecco, qui probabilmente finalmente tutti quanti riconosciamo questi posti, e qui noi entriamo dal ponte, e qui c'è la vecchia reception, diciamo, militare, e questo qui è il famoso ponte dei tre archi che vediamo. E qui c'è il Gatto Rosso e il Bagolaro, eccetera. Ecco, andiamo a vedere allora questa mappetta, perché c'è questa disposizione partendo anche dal ponte. Allora, ecco, questo è il ponte, pari, proprio lo stesso identico, solo che adesso ci hanno costruito sopra, cioè adesso, nell'840 anzi, ci hanno già costruito sopra dell'edificio. E il carro dov'era? Il carro era esattamente a destra del secondo ponte, una volta entrati al Forte Marghera. E come si giustificava questa disposizione? Era completamente diversa la situazione idrografica, nel senso che a valle del carro c'era il canal di Marghera e il canal di Marghera era esattamente in linea, fatto apposta, con il canal Salso. Cioè era un rettilineo all'epoca, e qui lo vediamo nella mappetta. Poi il Marzenego è esattamente la causa dell'edificazione del ponte. Vi ricordate quando hanno dovuto edificare il ponte? Perché la gente doveva comunque passare con i carri a piedi, eccetera, per andare a Mestre. E qui lo vediamo. E dove sfociava, dove defluiva l'acqua del Marzenego? Defluiva sul canale Brentella, che è questo qui, segnato sulla mappa. Dopo cosa è successo? È arrivato l'Osellino nel 1509. E dove andava? Aveva esattamente questo percorso, che qui è appena accennato. Ecco, chiaramente le mappe lasciano il tempo che trovano a livello di precisione, però la ricostruzione è assolutamente controllata al 100%. Questo era il sedime del carro, come abbiamo detto in precedenza. Adesso vediamo i veneziani cosa hanno combinato per eliminare completamente il pericolo del Muson, perché con l'argine costruito nel 1324 c'erano una quantità di problemi, per cui c'erano continue inondazioni, l'argine si rompeva, dovevano intervenire, hanno deviato più volte la foce da una parte e dall'altra. Allora, andiamo a vedere sto Muson, perché veramente penso che pochissimi ne conoscano anche solo il tragitto. Nasce sopra Asolo come torrente, cioè è un fiume torrentizio di carattere torrentizio, e mentre qui a San Martino di Lupari, sulla fascia delle Risorgive, nasce il fiume Muson. Torrente e fiume si riunivano, si incontravano a Campo San Piero, poco a nord di Campo San Piero, e qui formavano il famoso Muson, fiume assolutamente importantissimo, da sempre confine fra la Marca Trevisana, chiamiamola così, e il dominio padovano. Ecco, allora abbiamo visto che nel 1324 c'è questo primo arginello che vale quello che vale per la prima deviazione. Nel 1611, addirittura 287 anni dopo, la potenza veneziana può pensare di poter operare come si deve, diremo adesso, no? Per cui cosa fa? Innanzitutto inizia nel 1611 un riordino di quelli che sono i vari canaletti con i tagli di conterminazione. È un primo avvio della conterminazione. Dopodiché prende il torrente Musone, lo incanala e lo fa proseguire fino al Brenta. E cosa succede? Per
canalamento lo fa passare sopra letteralmente a quello che è il Musone di Risorgiva. Cioè il Musone torrente passa sopra a questo ponte e sotto c'è il Musone fiume di Risorgiva. Ecco, questa è una cosa che vediamo a Campo San Piero, è una fotografia di questi giorni qua, diciamo così. L'alleggerimento del Musone chiaramente diventa importante, anche perché finisce il regime torrentizio, se vogliamo, ma non si accontenta, perché dopo 2 anni, nel 1613, viene fatta un'ulteriore deviazione da Mirano fino sul Brenta, fino sul taglio nuovo del Brenta. E c'è un ulteriore impoverimento del tratto del Muson che diventa poco più di un fiumiciattolo, di un canaletto, che vediamo ancora però, perché qui, fra la nave di Vero e la Leroy Merlin, vicino alla Rana, diciamo, vediamo proprio che c'è ancora quello che rimane del Musone. Fra 7 e 800. Passiamo al 1794. Sono passati 179 anni dalla rimozione del carro, dalla rimozione dell'intestatura. Finalmente, dal 179 anni, i veneziani possono andare al loro porto di terraferma scavato nel 1361. Questa è una bellissima rappresentazione del 1691, Margutti, è la mappa del Margutti cosiddetta, e qui si vede un canale che è veramente intanto raccontato dal Goldoni, dal Durazzo, dal Casanova, ed è pieno di attività, è assolutamente frequentatissimo fino alla fine della Repubblica di Venezia. Alla fine vediamo Borgo Marghera, vediamo il ponte e vediamo l'osteria che è completamente trasformata rispetto all'inizio che abbiamo visto. Ecco, questa osteria è rappresentata pochi anni prima, e l'osteria di Borgo Marghera è in occasione di una ghiacciata della laguna, viene riproposta, è un anonimo che ha fatto questa incisione, però vediamo molto distintamente l'Anconetta, vediamo la Torre di San Giuliano, l'isola di San Giuliano, e possiamo immaginare un pochino bene lo scenario. Ecco, questa via di comunicazione acqua è stata veramente fondamentale. Si componeva nella prima tratta del canale di San Secondo, 3,5 km, poi c'era il famoso canale di Marghera e verso Mestre il tratto finale del canal Salso o Cava Gradeniga o canal di Mestre, come vogliamo. 8,8 km di tragitto, circa 1 ora e mezza di voga, perché tutto quanto è stato fatto fino a metà del Novecento si faceva a remi, su barche a remi. Nel 1811, è già cominciato il Forte di Marghera, Jacopo Filiasi ci racconta, navigando da quelle parti dell'isola di San Giuliano, ci racconta come di là avvenissero i traffici verso la Germania, e poi anche racconta di come rompesse le scatole il famoso Marzenego, il fiumicello, che nelle ore di bassa marea la sua corrente portava questi sedimenti e impaludava fino a Canareggio, dove crescevano i cannetti, e per cui il motivo della sua deviazione era veramente importante. Tanto fango quel piccolo fiume portava in laguna che non si poteva passare neanche con le barche vuote, cioè con pochissimo pescaggio. 10 anni dopo anche Lorenzo Crico, nel portare il patriarca di Venezia alla tomba del Canova, passa per di là, perché tutti passavano di là, e gli racconta, dal finestrino della gondola, gli racconta: guarda, vedi, qui c'erano dei prospetti leggiadri che sono stati dipinti dal Veneto Canaletto e più recentemente dal Guardi, eccetera, eccetera. Poi gli mostra gli edifici che sono sorti
e sono gli edifici che adesso sono in restauro dei forti, delle casermette, delle caserme francesi di Forte e Marghera. Ecco, la costruzione, dice anche, di quel forte rovesciò improvvisamente dei deliziosi palazzetti, delle costruzioni, perché era veramente un paesaggio bellissimo, immortalato. Qui vediamo dal Guardi. Queste sono tutte opere nei maggiori musei del mondo. La rappresentazione di Mestre, fra virgolette, a terraferma, migliore, è dovuta a queste riproduzioni che sono state riprese una quantità di volte dalle scuole dei maggiori artisti del Settecento. Ecco, questa ripresa è fatta esattamente da questo punto, e qui si vede la torre di San Giuliano. Qui vediamo quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte, Antonio Manno poi ce ne potrà confermare, ed è la rappresentazione dell'isola di San Giuliano, ed è presa più o meno poco a sud dell'isola di San Giuliano. Questo è un altro del Guardi, ed è una ripresa da Campalto. Sostanzialmente questa è la torre, e anche questo notturno ci racconta qual era il paesaggio negli anni fra 7 e 800. I cipi di conterminazione lagunare. Allora l'idea abbiamo detto, è del 1611, ma solo 200 anni dopo, alla vigilia della sua caduta, Venezia porta a compimento la linea di conterminazione. Sarebbe stato il perimetro delle sacre mura. Oggi è un monumento diffuso di oltre 160 chilometri. Questi sono i cippi posti a partire dal 1791 lungo tutto il perimetro lagunare. Non hanno portato fortuna, evidentemente, a Venezia. Vabbè. A San Giuliano ce li racconta la straordinaria mappa del 1794, che ha una quantità di dettagli. Questo è il termine 69. Il termine 69 lo vediamo, non lo stesso del 1791, è stato cambiato, questo è il terzo che viene posto lì, lo vediamo qui, questo è l'Osellino, questo è il ponte di Campalto, siamo a Passo Campalto. Un altro cippo segnato sulla mappa, quello successivo, è il cippo numero 70. Il cippo numero 70 sappiamo esattamente dov'era, ed è esattamente a 10 metri dal Green Café della Porta Rossa del Parco di San Giuliano. Dopo lo vedremo meglio, in dettaglio. E qui siamo al cippo 91, è rimasta solo la lastra in pietra d'Istria, che è collocata sul pilone, chiamiamolo così, del ponte di Marghera. È esposto, non so se sia ancora adeguatamente segnalato, ma questo è un dettaglio perché, ecco, questa è una buona novità. Finalmente il magistrato alle acque si è mosso per la tutela di tutti i cippi della conterminazione lagunare. È una novità proprio della settimana scorsa. Vediamo la linea di conterminazione a San Giuliano. Allora, questo abbiamo detto che era l'Osellino quando arrivava fino al ponte. Qui abbiamo il Canal Salso che proseguiva con il Canal di Marghera, che a sua volta andava fino a Venezia con il Canal Salso. Questo era il margine, diciamo, della Barena dell'epoca, e fra il margine di Barena e questa linea, la linea di conterminazione, qui c'era Barena, ma dalla linea gialla verso Venezia era tutta laguna. I cippi segnalavano questa cosa qui. Per cui il cippo 70, il cippo 71, il 72, di cui siamo alla ricerca, il 73, guardavano la laguna. Dal cippo si vedeva la laguna, dal cippo si vedeva la laguna. Ora la situazione è un po' cambiata. Dal borgo al forte, dall'isola alla terraferma.
Allora, vediamo la situazione. Nel 1805 c'è l'avvio con i primi contrafforti della costruzione del forte di Marghera. Cominciano gli austriaci, proseguono e completano il forte i francesi. Costruiscono anche il forte Manin, il forte O all'epoca. Dopodiché anche il canale militare, oggi canale San Giuliano. Poi c'è la massicciata nel 1943 della strada ferrata. Nel 1943 prende l'avvio anche la costruzione del grande ponte ferroviario, a fine il millenario canale di Marghera. Erano 1000 anni che funzionava il canale di Marghera, dal canale di San Secondo fino a Borgo Marghera. Il ruolo del canale di Marghera verrà assunto dal canale militare, l'attuale canale San Giuliano. Il canale San Giuliano ce lo ritroviamo in questa mappa che ci racconta l'episodio del 48-49. Siamo nella prima guerra di indipendenza italiana. I fanghi di scavo del canale militare vengono depositati sulla riva nord e costituiscono la prima strada di fatto per andare a San Giuliano. I fatti che riguardano San Giuliano della prima guerra di indipendenza hanno un rilievo su scala veramente nazionale. Per adesso vediamo il ponte ferroviario dipinto dal Querena su quei fatti lì. C'è molta attività per rappresentare quello che è accaduto. Questa è la strada del canale militare che vediamo qui percorsa dagli austriaci che vanno a rifornire l'isola di San Giuliano, che è una batteria che sta cannoneggiando la difesa arroccata dai veneziani sul ponte. In terraferma, cioè a Mestre, qui siamo in via Cappuccina grosso modo, cominciano le trincee per arrivare a dare il colpo di grazia a Forte Marghera assediato. Il 24 maggio 49 Ippolito Caffi da Venezia illustra il bombardamento ultimo di Forte Marghera. Il 26 maggio i veneziani, gli italiani, si sono già ritirati sul ponte e fanno esplodere l'isola di San Giuliano. Il 22 agosto 49 il Morbo in Furia e il Pan ci manca, sul ponte Sventola, bandiera bianca. Il ponte è il ponte della libertà e questa è proprio la bandiera bianca. Battiato ne ha ricordato la storia con un album abbastanza famoso all'epoca, ma non solo. Ecco, Forte Marghera, 1848-49, va fatto un piccolo riepilogo perché questo, possiamo vederlo, questa conferenza è stata tenuta da Federico Moro lo scorso anno. È molto istruttiva perché è molto originale e in pratica ci dice come la prima guerra di resistenza, la prima guerra di indipendenza italiana si sia svolta per ben 17 mesi qui, a San Giuliano sostanzialmente. A Milano si è svolta per 4 mesi, è stato lo sviluppo delle famose 5 giornate, e a Roma, la Repubblica Romana, per 5 mesi all'inizio del 49, con la sottolineatura che dalla Repubblica Romana Giuseppe Garibaldi è scappato con Anita per venire dove? Per venire proprio a dare una mano alla Repubblica di San Marco, cioè qui dovevano venire qui a San Giuliano. Poi è finita come è finita nei paraggi di Comacchio. Questa è l'isola di San Giuliano prima degli episodi del 48-49. Questo è l'isola di San Giuliano alla fine del 1849. Questa era la casermetta della Finanza che nel 54, pochi anni dopo, verrà progettata e costruita a San Giuliano
così dove è ora. Adesso questa è la sede ancora della Società Canottieri Mestre. Qui vediamo come si è rappresentata nei progetti l'argine, la stradina che arrivava fino alla ricettoria. Da Sacre Mura a territorio sacrificale della modernità. Il primo progetto è del 1830 ed è un ponte che andava da Sant'Alvise fino a Campalto. Dopodiché viene fatto il ponte nel 1946, viene presa un'area molto vasta per fare la stazione, per rendere operativa la stazione, e dopodiché abbiamo la stazione marittima, una piccola rivoluzione per l'epoca. E dopo c'è lo sviluppo industriale veramente stravolgente. La prima ipotesi, una delle prime ipotesi è del 1902, dove dovevano fare la zona industriale proprio qui a San Giuliano. Però, alla fine, viene deciso il progetto del Genio Civile. Siamo nel 1917 con la zona industriale che conosciamo. La ricettoria, alla fine dell'Ottocento, è alla fine della stradella, sola in mezzo alla laguna. Questa è una fotografia del 1920 e questa è il tram a cavallo, famosa, 1891, che attraverso questa stradella portava il tram per imbarcarsi, per chi non poteva, ce n'erano 1000 ragioni per non poter prendere il treno ed era molto valida questa soluzione. Qui siamo in via San Giuliano sempre e riconosciamo cosa? Riconosciamo questo manufatto che è né più né meno la valvola del nuovo acquedotto che hanno fatto per Venezia. Ed è una valvola che è di riferimento. Ecco, questa è una strada così come adesso possiamo trovare per andare a Lio Piccolo, cioè in mezzo letteralmente alla laguna, e siamo nel 1920. E nel 1957 vediamo che non è cambiato granché, perché la stessa valvola ci fa riferimento e ci dice come al di là ci fosse completamente laguna, anche se cominciavano i primi imbonimenti. Nel 1954 abbiamo, da una fotografia a Giacomelli, la fortuna di vedere ancora il percorso del vecchio Canal de Marghera. Mentre pochi anni dopo, nel 67, abbiamo una visione apocalittica, letteralmente, di fanghi industriali e fosfogessi fino a San Giuliano. Siamo nel 67. Questa è una fotografia che ho fatto nel 72 alla collina di San Giuliano che si stava formando. Peccato manchino i colori perché c'erano veramente tutti. Dall'UNESCO al Parco di San Giuliano. Zoom sul nostro Parco di San Giuliano, sull'area di San Giuliano, perché nel 96 il Comune di Venezia approva il piano guida del Parco di San Giuliano, che ci dà anche un po' i confini a cui possiamo riferirci oggi quando parliamo di San Giuliano. I confini del piano guida del Parco di San Giuliano sono sovrapponibili quasi perfettamente all'area UNESCO e il piano dell'area di San Giuliano è coerente al PALAV e alle raccomandazioni UNESCO ed è finanziato in larga parte dalla comunità europea e questa targa è ancora affissa all'ingresso del Parco di San Giuliano. Ripeto, è l'unico grande affaccio e porta sulla laguna fruibile dai cittadini. Da qui su tutti i 130 chilometri di quella che era la grande laguna di cui abbiamo parlato. Qui vediamo la parte che è fruibile dal 2004, dopodiché ci sono le rive, che adesso sono in via di lavorazione, chiamiamolo così, gli 80 ettari su Forte Marghera, gli 80 ettari di Barene fino a Campalto, il Paleo Alveo sul Marzenego, i 150 ettari ai Pili e 200 ettari di canali e aree lagunari. Importante sapere, magari la prossima volta che ci andiamo al parco potremo vederlo anche con un piccolo occhio diverso, è che
certi vialetti non sono fatti a caso, ma per esempio il famoso gabbo dietro la torre, che è nella mappa del 1794, è stato riproposto da Antonio Di Mambro in quella che è la passeggiata più bella del parco, al centro del parco. Per tornare al Cippo 70, ok, qui abbiamo la scultura di Tony Benetton di fronte al bar che abbiamo detto. Ecco, vediamo che questi vialetti non sono affatto casuali, ma rappresentano esattamente il tratto di Osellino che all'epoca era dentro il sedime del parco. Ecco, qui vediamo dove sarebbe il Cippo 71, di cui sappiamo esattamente, e grazie anche al lavoro di Carlo Cappellari, abbiamo ricostruito esattamente la storia di quando un camion lo ha investito in retromarcia, per cui la piastra è stata trasferita prima sulla idrovora lì vicina e poi è andata perduta. Però non disperiamo. E infine, sempre molto curato dall'architetto Di Mambro, l'Argine, quella famosa strada che potrebbe essere anche il locale nostro Viale del Gianicolo, che testimonia i fatti di Roma, che Antonio Di Mambro ha progettato per essere il viale che porta praticamente dal Forte Marghera fino alla visione della laguna. Il parco è tuttora questo straordinario affaccio, ripeto, unico, non solo nella laguna di Venezia, ma che ci ricorda tutti i 160 chilometri da cui ha tratto origine quel popolo che ha fatto quello che ha fatto per lunghi 1500 anni. Ecco, siamo alla fine, bici e gronda, andiamoci a goderlo questo affaccio, questo parco, e non solo dalla bici, ma possibilmente ci sono molte barche sociali, ripeto, qui fra di noi c'è Cesare Folin che ha molto contribuito per primo affinché sia possibile tutto questo, di andare anche per barca. Lo hanno fatto anche le scuole, con Odino Franceschini, all'inizio degli anni 2000, grazie anche alle remiere. Queste sono immagini assolutamente di paesaggi rari, preziosissimi. Ecco, qui c'è perfino la parte archeologica. Questo è la Seno della Seppa in situazione di calma. Qui abbiamo il Seno della Seppa visto dall'isola di Barena, per non parlare di quello che è l'esplosione del Limonium dall'inizio di luglio fino ad agosto inoltrato. Questo è uno dei canali da poter andare in barca, in kayak, possibilmente senza motori, però per carità. Però è un colpo d'occhio, assolutamente. Questo è visibile dalla bicicletta addirittura, verso Tessera. E qui questa è un'immagine veramente rara perché al di là, con l'alta marea, ci fa vedere questi sono esattamente le scoline della campagna quando non c'era il canale Osellino e la campagna arrivava fino alla laguna. A distanza di 400 anni, ancora con l'alta marea, la laguna di Venezia ce le fa vedere. Ecco, un grazie particolare a Lionello Perizier, Carlo Cappellari, Federico Moro. Grazie. Grazie. Antonio Di Mambro, Marco Ferretto e Fausta Ronchini. Grazie. Se ci sono domande, qui abbiamo... Grazie ancora Vittorio e ne approfittiamo subito se c'è qualcuno del pubblico che vuole porre qualche domanda oppure vuole fare qualche brevissimo intervento, saremo felici di dargli il microfono. Un attimo solo, scusi. Magari se si presenta, grazie. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Colovini, avevo una curiosità, io da... Così, sì.
da esterno non ho mai studiato queste cose, ma una voce popolare è che i veneziani hanno deviato soprattutto il Brenta. Sì, Lei sì, non ne certo. parla mai perché è out of topic, off topic, o perché No, no, in realtà mi risultava una cosa sbagliata e invece guardi, è solo io quello. abbiamo moltissimo materiale su quello che è stato il lavoro sui fiumi dei veneziani. Il Brenta è stato uno dei fondamentali, forse il più oneroso in termini di impegno. Però non dimentichiamo il Piave, non dimentichiamo perfino il Po, perché, e questo non è mai rappresentato da quasi nessuna parte. Ecco, sul sito che ha citato prima Antonio Manno di Resto Venezia, oppure sulle pagine Facebook, c'è questa rappresentazione, però noi ora, se i veneziani non avessero deviato il Po con una deviazione di 4 chilometri nel 1600, la bocca di Chioggia sarebbe completamente terraferma. Ecco. Per cui qui ci siamo limitati nell'ora a disposizione di parlare di quello che era esattamente su San Giuliano. Altre domande? Curiosità che sono, penso, tante scaturite da questo intervento ricchissimo? Sì, salve Massimo Orlandini, volevo farle Salve. una domanda che mi pongo anch'io da tanti anni. Diciamo, l'accezione, il toponimo di Malghera o Marghera o quello che può essere, si è fatto lei un'idea dell'origine? Perché anche dalle ricerche che ho fatto, comunque quello che ho visto su altre carte, è un toponimo che esiste anche a Portogruaro, su diciamo alcune carte credo del 500, del 600, quindi se si è fatto un'idea mi chiarisco anche perché certamente non è Marghegera ovviamente, perché Non c'è mai stato. ho tanti ormai amici margherini che si Certo. sono fatti l'idea che appunto c'era il mare, però potrebbe essere Malghegera, cioè c'erano dei miasmi o così, però ecco chiedo Sì. un'idea a lei. Ecco, io mi permetto così di ricordare c'è un testo di Rigobon che è abbastanza lo si legge in Facebook, eccetera, che fa una serie di ipotesi, però ripeto, purtroppo su questi toponimi noi vediamo che da una mappa alla successiva tante volte dei semplici errori di trascrizione ti portano a dover elaborare chissà che tipo di cause che invece non sono state altre che semplicemente un errore di trascrizione bello e buono. E questo lo vediamo anche nel corso delle dominazioni, cioè quando la cartografia era molto evoluta, lì nel tracciare i nomi, nello scrivere i nomi, si fanno dei palesi errori proprio di trascrizione. Ecco, comunque su Malghera lì era certo che arrivavano diciamo i bovini, pascolavano in attesa di essere imbarcati a Venezia, addirittura c'è un ottimo libro molto autorevole su San Giobbe, sul macello di San Giobbe, in cui si racconta che addirittura dal Lido, sbarcavano al Lido dei bovini provenienti dalla Dalmazia, venivano portati al Lido, dal Lido a Malghera a svernare magari, e dopodiché c'era il macello di San Giobbe non a caso nel posto in cui è. Però sulle origini di quel toponimo Marghera io direi che o troviamo una successione veramente diciamo plausibile, altrimenti pensiamo a un succedersi di nomi che avranno mille ragioni, però finché non troviamo delle fonti affidabili non possiamo dire niente. Ecco, l'Anconetta invece sarebbe una Madonnina, poi c'è anche Anconetta come Madonnetta, Anconetta anche qui c'è il gioco che vale per Marghera, però stiamo sempre sulla mancanza di un vero e proprio
susseguirsi di testi che rendano affidabile quel determinato nome. Diciamo che Anconetta deriverebbe da Madonetta. Sì, con molta precisione, anche con molta precisione, sbagliamo forse di 30-40 metri, ed è praticamente, ecco, ogni tanto faccio il post anche su queste specifiche curiosità, perché incuriosiscono, sono cose che incuriosiscono. Diciamo che sono, vediamo un po' sulla... Sì, molto all'interno dei pili, e se troviamo la diapositiva, eccola qua, questa è quella più azzeccata, vediamo che è a questa altezza qui c'è una strada, qui ci sono dei serbatoi, l'Anconetta potremmo incaricare anche qualcuno professionalmente con le caratteristiche per poterla rilevare, ma l'importante è che con le mappe del 1794, siccome sono riportate anche le scale, pur considerando un certo margine d'errore, però arriviamo a sbagliare di poche decine di metri, insomma. Chiaramente non è archeologicamente possibile nessuna aspettativa in assoluto, quello è una certezza. Sì. Un attimo che arrivo col microfono. Scusa? Nel 54 sì, in qualche maniera sì, decisamente. Peccato che sia andato via il signor Cesare Folin, perché... No, ma anche qui, guardi, c'è una quantità di materiale fotografico, cartografico, che se noi dovessimo parlare veramente di San Giuliano per il materiale a disposizione, una settimana letteralmente non ci basta. Ma davvero. Buonasera, Andrea Sì. Cinquegrani, grazie intanto di tutto. All'inizio, lei su una diapositiva all'inizio parlava di Eraclia come città nuova. Sì. Ha qualche corrispondenza con Eraclea di adesso o è Eraclea? Allora, certo. Guardi, anche qui, allora, su Eraclia, anche qui ci sono dei post. Se lei va sul gruppo Facebook Amici del Polo Nautico San Giuliano, trova già alcuni filmati, ricostruzioni. Allora, Eraclia, su Eraclia qui hanno lavorato anche gli archeologi ultimamente, in particolare c'è Paolo Mozzi dell'Università di Padova che ha, ecco, vedete questi tracciati di dove arriva la laguna non sono casuali, perché sono ripresi da questo enorme lavoro che vanno facendo da 20 anni a sta parte, in primis Paolo Mozzi, che è stato colui che ha dai rilevamenti ha ricostruito l'esatta ubicazione di ogni stradina o cosa di altino, ok? Ecco, poi, siccome è il suo mestiere, chiamiamolo così, ha ricostruito, stanno andando avanti, sono arrivati a Concordia, a Iulia Concordia. Ecco, diciamo che Eraclea è stata completamente abbandonata non a caso poco dopo il 1697, è stata ripresa da un doge che aveva la discendenza da Eraclia, ok, però non hanno potuto far niente perché il clima era quello che era evidentemente, poi c'erano gli interramenti, e tant'è che solo con le bonifiche hanno ricostruito Eraclea ben lontano, cioè molto più vicino alla costa, ok? E dopo hanno creato la spiaggia di Eraclea a mare, no? Però a Eraclia ci sono dei ritrovamenti molto precisi, ci saranno anche degli scavi, e sappiamo esattamente dov'era, qual era la consistenza, ma Eraclea parliamo che abbia raggiunto, dicono le fonti più attendibili, qualcosa come 20-30.000 abitanti all'epoca, ed erano i fuoriusciti da Oderzo. Ecco. E dopo c'è tutto il collegamento con i fiumi, ma è una storia che, ripeto, sarebbe proprio bello, è proprio bello anche scoprire, perché ogni settimana viene fuori qualcosa di veramente notevole a riguardo. Bene, ne approfitto per fare l'ultima domanda e per fare qualche osservazione per il bellissimo intervento di Vittorio. Tantissime suggestioni, tantissime curiosità, e
quindi grazie ancora. E una di queste che mi ha colpito particolarmente sono i lavori titanici avviati da Venezia nel territorio mestrino e dintorni. E come ci hai spiegato tu, sono lavori che vengono fatti prima di tutto per tutelare l'integrità acquea di Venezia e quindi per proteggere la città e conservare appunto la sacralità delle sue mura e del suo grande fossato, chiamiamolo così, che non è altro che la laguna di Venezia. Tra l'altro c'è una scrittura di Michele Sammicheli, che è un architetto militare del Cinquecento, che quando gli dicono se dovevano sfoltire i cespugli dagli argini della contaminazione lagunare, parla proprio di fortezze di Venezia, dice sì, si deve fare come nelle fortezze. Quindi questa era l'idea. Ma in questa opera secolare, diciamo, si crea un legame strettissimo tra Venezia e Mestre, perché il territorio viene modificato in funzione della difesa di Venezia, ma diventa anche un appendice centrale dei commerci veneziani, perché, usando un termine contemporaneo e non di allora, Mestre diventa un luogo intermodale dove le merci e le persone arrivano ma anche partono per tutte le direzioni del continente. Quindi questo è emerso in maniera molto chiara e in alcuni momenti attraverso le tue animazioni illuminante, soprattutto in quello che tu ci hai fatto vedere sul carro di Marghera. Certo, noi sappiamo che gli interessi di Venezia su Mestre si accelerano dal momento della conquista, ma come tu ben sai le proprietà e la volontà dei veneziani di mettere i piedi sulla terraferma è molto più antica, perché noi sappiamo che ci sono acquisti addirittura dal 1000-1100 attraverso, non so, l'abbazia di San Cipriano, Sant'Ilario, eccetera, eccetera. Quindi potremmo dire che la conquista del 37 viene a suggellare una penetrazione economica già intrapresa dai veneziani. Sono alcune suggestioni, ma sulle quali vuoi dire qualcosa senza alcuna domanda. Grazie. Assolutamente sì, perché il mondo che si va scoprendo, specie adesso che c'è questa possibilità di indagine archeologica e soprattutto c'è questa volontà da parte delle sovrintendenze anche di aprirsi al pubblico, ci dà da pensare che a breve veramente ci arricchiremo di conoscenze per poter andare semplicemente nel territorio e guardarlo con degli occhi completamente diversi da quello che poteva essere 50 anni fa. Abbiamo davvero un territorio preziosissimo e per quello che ho conosciuto, adesso sempre più nei posti a cui puoi accedere, sapendo qual è la storia di quel posto, non dico che sia come essere al cinema, ma forse anche di più, perché ti puoi immaginare esattamente cosa succedeva, qual era il paesaggio e qual era stata l'evoluzione e tutte queste cose. Ecco, Sant'Ilario era esattamente uno dei tanti possedimenti veneziani, al di là di quello che era il dominio militare che, ripeto, ha cominciato a espandersi dopo il 1337. Grazie Vittorio e propongo un ultimo applauso. Grazie a voi tutti. Grazie mille. Grazie. Buonasera e arrivederci alla prossima conferenza che si terrà, come già ricordato, in ottobre con Massimo Orlandini che è presente qui in sala. Grazie a tutti.